Per stasera ce la prepariamo una, come la possiamo chiamare, torta salata? Patate, provola affumicata, funghi, salsiccia e crema di funghi. Che dite? Simile a quello che ci avevano fatto vedere diversi anni fa, quindi più fiorellini, un tronco per terra. Se poi devi giocarlo, non lo so. Ho animato la mia costruzione di redstone. Vabbè, però questa. Che dite? La prepariamo? Cioè, animato. Andiamo. Io ho cotto delle patate, le ho schiacciate e le ho fatte raffreddare. Ho messo uovo, pangrattato, sale, parmigiano, grattugiato, questo qua è piacere, pepe, ci diamo una bella mescolata. Lo devo mettere in una ciotola un po' più grande, sì lo so, perché non l'hai messo, questo non lo so. Poi prendiamo, io la faccio in questo stampo qua, questo qua misura 22. Se non avete questo stampo qua, lo mettete in uno stampo normale, ci fate un po' di bordino. Io mischio tutto, metto olio e pangrattato e torno. Ecco qua. Questo qua, noi ce lo sistemiamo. Pensa un po' se dopo questa non esce da qua dentro, Questa è la prima volta che uso questo stampo. Ho aggiustato un po' con le mani. Poi ci ho messo un po' di olio di oliva. Ho acceso il forno a 200 gradi statico. C'è un po' di pangrattato. E la inforniamo. Nel frattempo io ho fatto già in padella funghi, salsiccia e crema di funghi. I funghi ho usato quelli là nel barattolo, Non ce l'avevo quelli freschi. Non mi dite perché, avevo quelli e ho usato quelli. Eccolo qua, è stato 20 minuti in forno, 20-25 minuti. Così lo lascio raffreddare e poi vediamo se esce dallo stampo. Eccolo qua, è uscito facilmente dallo stampo. L'ho fatto anche raffreddare perché lo dovevo fare ieri sera. E poi non l'ho fatto più. L'ho messo in frigo perché non si butta niente, perché può succedere un imprevisto. Quindi ho messo questi funghi in frigo e quindi la rifacciamo oggi. Ci metto po' di formaggio a piacere e all'interno ci mettiamo i funghi che avevo preparato, funghi, salsiccia e crema di funghi. Metto tutto, ci ho messo un po' di formaggio grattugiato sopra, la salsiccia nei funghi l'ho sbriciolata e la crema di funghi l'ho presa già pronta. Voi potete farla anche voi, che ora inizia un'altra polemica, la prendo pronta. Io le inforno a 200 gradi, forno statico e torno subito. 25 minuti in forno, ma c'è un profumino a casa, ma è uno spettacolo. Questo lo dovete provare. La passate su un piatto con la carta da forno. Qualcuno dice: Maria, ma poi come la togli? Con un po' di pazienza, Quella là non deve mancare mai, ragazzi. Anche per i ragazzi. Ecco qua. E togliamo la carta da forno. Il lato di qua l'ho strappato. O la tagliamo. Questa qua l'ho preparata per stasera. Stavolta mi sono anticipato. Non evitare che cosa. Eccola qua. Buona cena a tutti.